Edizione stra speciale amici di Matto Scacco, è quasi mezzanotte, questo video sarà editato al minimo perché voglio che esca il prima possibile perché vi devo aggiornare. Mi sono segnato qui domande e risposte che sono state fatte a Carsten, che finalmente è uscita alla scoperta e finalmente dice forse qualcosa in più sull'accaduto. Qui sotto troverai il link all'intervista integrale in lingua originale, io ti riporterò quello che essenzialmente ha detto sull'accaduto. L'intervistatrice è stata molto aggressiva, nonostante Carsten cercasse di sviare le domande, lei ha continuato più volte a rifargli le stesse domande con termini diversi, con modalità differenti, ma alla fine tutti noi ci stiamo chiedendo, secondo te Niemann ha barato oppure no? Partiamo dalla prima domanda che gli fa l'intervistatrice a Carsten, e dice: senti Carsten, ma ci puoi dire un pochettino il motivo di questo tuo ritiro dopo praticamente la prima mossa contro Niemann? E lui dice: ma non posso in particolar modo parlare di questo accaduto, però quello che posso dire è che sono stato particolarmente impressionato dalla preparazione di Niemann e in particolare del buon lavoro fatto con il suo allenatore. Questo è quello che essenzialmente ha detto. Non so se sono frasi di cortesia, no? Oppure questo lo sapremo forse solo in un secondo momento. Dico in un secondo momento perché essenzialmente Carsten cerca di sviare, come abbiamo visto, dice non posso parlarne ora in particolare, e come vedremo ora nelle prossime risposte cercherà sempre di sviare l'argomento dicendo risponderò più avanti, risponderò alla fine del torneo, risponderò più avanti. E infatti arriva la seconda domanda bella dritta al centro che dice: puoi commentare qualcosa sui sospetti di cheating di Niemann? La sua risposta semplicemente è stata: non voglio commentare, non commento. Quindi anche qui in realtà, ok, è uscito un po' allo scoperto, ma non sta dando grandi rivelazioni. E all'altra domanda, perché prima, nella prima risposta hai detto che Niemann ha fatto un buon lavoro col suo allenatore, puoi dirci qualcosa di più, cioè conosci qualcosa che noi non sappiamo? Risposta di Carsten: non dirò altro. Ottimo, andiamo avanti. La ragazza veramente la faccia come non so che cosa, continua a fargli le stesse domande nonostante lui non voglia rispondere e dice: beh, puoi dirci almeno che cosa ne pensi di tutto questo trambusto? E praticamente gli sta riproponendo ancora le stesse domande e niente, lui cerca sempre di sì, cioè, sei presente quando sei interrogato e non sai nulla, cerchi di sì, forse e se essenzialmente Carlsen risponde in questo modo, dice: spero di dire qualcosa dopo il torneo. Ancora una volta non si pronuncia in merito alla questione, se non con dei complimenti secondo me palesemente falsi nei confronti del suo avversario, ma andremo poi a scoprire. E ancora una volta l'intervistatrice ricarica e dice: cosa ne pensi del cheating? Così in generale, ma chiaramente riferendosi sempre a questa situazione, no? E lui niente, sorride come per dire: ancora, mi stai facendo ancora la stessa domanda? E risponde dicendo: sì, è un fenomeno incontrollabile, è una cosa brutta. Cosa vuoi che ti risponda Carsten a questa domanda? E alla fine ti dice: che consiglio daresti ai giovani che si sentono di barare online utilizzando i motori scacchistici solo per aumentare il proprio punteggio dell'online? E lui, sì, no, non lo consiglierei. Cioè, proprio, se vedete l'intervista, è proprio scioccato. Sembra quasi che sta facendo un favore a rispondere a queste domande. E invece sarebbe bello finalmente ricevere da lui qualcosa. Forse non può dire nulla perché o c'è un'inchiesta dietro, non so nulla, ci sono degli indagini, stanno cercando di accumulare più prove prima di parlare, ci sono in mezzo avvocati, non lo so solo che per ora non può parlare e spero, come ha detto prima, spero che forse alla fine del torneo potrà dire qualcosa in più, ma lo sapremo mai? Chi lo sa? Altra domanda, dice: secondo te quelli della FIDE stanno facendo abbastanza per punire i sospetti di cheating? Chiaramente questa è ancora un'altra domanda, sempre su Ninan. Secondo te quelli della FIDE lo stanno facendo continuare a giocare così tranquillamente nonostante ci siano dei sospetti di cheating su di lui? Secondo te è giusto? E lui ancora una volta dice: ma ancora non posso dire nulla, spero di poter dire
qualcos'altro dopo il torneo. Quindi riassunto di questo video, di questa intervista che dura circa 8 minuti è: cosa ne pensi di tutto ciò che sta accadendo? Risposta di Carlsen: boh, ne parlerò dopo il torneo. Questo è il riassunto di tutta l'intervista in 2 secondi. Niente ragazzi, non abbiamo praticamente elementi nuovi, se non quello che già sapevamo. Sappiamo che Carlsen è particolarmente turbato, sappiamo che questi complimenti sono totalmente falsi e speriamo che abbia, perché sai, se si sta comportando in questa maniera e a questo punto veramente, nonostante io sono un suo grande ammiratore, cioè spero che abbia almeno un po' di ragione, cioè non dico tutta ragione, ma almeno un po' di ragione, perché se te la stai tirando così tanto te la meni e fai di qui e ti fanno ste domande e fai quello che non può rispondere, che almeno alla fine di tutta questa faccenda che tu abbia un briciolo di un qualcosa, perché altrimenti avrai fatto veramente la figura del non fatemi dire cosa. Bene ragazzi, questi sono gli aggiornamenti per questa sera, ci aggiorniamo non appena esce qualcosa di più sulla questione. Alla prossima!